Tracker, buongiorno dal canale Marmitte Trek, sono Ragno. Finalmente è arrivata la Force 2 della Ferrino, una tenda minimalista. Vediamo com'è. Eccola qua. Partiamo subito con la sacca, una sacca molto piccola, misura 42 cm x 17, un peso circa di 2,5 kg, quindi veramente poco, così come la vedete, quindi eventualmente si può anche ridurre magari qualcosina a livello di picchetti, anche se sono veramente molto leggeri, poi li vedremo poi successivamente in apertura controllando tutti gli accessori. Andiamo a vedere le misure interne. Siamo alle spalle a 1,30 m e ai piedi 1,10 m, è fatta un po' diciamo a bara, passatemi il termine. C'ha due absidi, quindi una per ogni lato, che misurano 60 centimetri. Ci sta benissimo uno zaino tranquillamente, anche un 40 litri in relax, proprio ci sta benissimo, ma ci sta bene anche un 70 più 10 che appunto ho in dotazione. Poi faremo le prove per vedere esattamente quello che realmente ci sta. La misura 2,10 come bene o male è un classico, e l'altezza 110, 2,5 kg appunto come stavamo dicendo di peso globale. Per quanto riguarda la colonna d'acqua, appunto quanto tiene l'impermeabilità questa tenda, il tetto è un 3000 mm, il pavimento è bensì un 8000 mm, quindi dei buoni dati. Poi ovviamente sarà da provare sul campo. È una tenda a 2 stagioni, quindi prevalentemente una tenda estiva. Andiamo col montaggio, dove appunto nella confezione sono presenti 3 arcate, di cui 2 principali, 2 praticamente come stiamo appunto vedendo, che sono le principali, quindi fanno le 2 arcate principali che tengono e sorreggono la tenda. L'altra invece, quella di colore nero, è quella che andiamo poi a montare successivamente per fare appunto le 2 absidi dove ci sono le 2 porte d'ingresso, quindi quella va appunto a allargare la tenda per creare, ecco, le 2 absidi. Abbiamo lo strappo con 2 cerniere. Ovviamente partiamo da questa qui in modo da aprire tutta. Ottimo. Questo qui dopo vi faccio vedere che metto il cavalletto così sono più stabile, come si fa ad allacciare. Adesso lo metto qui e andiamo a vedere la seconda cerniera, che è messa uguale poi con appunto qui. Al contrario di quella fuori non c'è il gancetto, ma si può mettere tranquillamente dentro la tasca, quindi fantastico. Questo è l'interno della tenda. L'abside che appunto larga 60, ci sta tranquillamente uno zaino grosso. Andiamo a vedere all'interno. Abbiamo all'interno della camera appunto 2 tasche, una e una 2 in corrispondenza appunto delle spalle, larghezza 1,30 qui abbiamo, e nei piedi 1,10, sempre con 2 tasche da mettere appunto in questo caso per un secondo la porta finché è aperta. L'unica cosa, nota negativa tra virgolette, è un po' il pavimento un pochettino leggero, non per la pioggia, perché comunque per la colonnina d'acqua che ha è notevole, ma più che altro se si va in dei terreni un pochino più rocciosi può essere un pochettino un lato debole. Apriamo anche l'altra abside. Entra e si può anche uscire dall'altra parte. Stupenda, bellissima, è fotonica vedendola aperta totalmente, e molto notevole. È una struttura autoportante, l'unica cosa
legarla davanti e dietro dove ha gli unici attacchi, diciamo, di corde, e poi in quelli laterali dove sono gli absidi abbiamo questi appunto cordini per andare a piantare per terra e tenere più salda la situazione. Le galline intanto vogliono provare la tenda, ve lo sconsiglio perché non c'è del mangiare all'interno e quindi ve lo sconsiglio. E questa, ragazzi, è un po' la Ferrino Force 2, stupenda. L'ho già provata, ho già avuto modo di provarla, prima di recensirla ovviamente l'ho voluta prima provare sul campo, anche per dare un po' di nozioni tecniche e anche per essere più preparato nella recensione. Una cosa che mi stavo dimenticando prima di salutarvi: ha le aperture con appunto il doppio, questi qui, che appunto si vanno a fare da braccio per l'estensione. È una bella apertura, ce ne sono due per entrambi i lati e quindi la reazione è ottima. Noi siamo stati in montagna circa 3000 metri e devo dire che è andato tutto molto bene. Se avete dei dubbi, dei chiarimenti, visto che è la prima recensione, assolutamente i consigli sono ultra utili, quindi grazie per aver visto la recensione, ovviamente campanellina per seguirci, per darci supporto. Questa è una tenda che ci siamo comprati, però magari in futuro, magari chissà se questo brand famoso ci potrà regalare qualcosina da provare. Comunque noi siamo sempre lieti di provare tende nuove, quindi, e fare anche le recensioni. Grazie da il gruppo Marmitte Trek, vi ringraziamo e supportateci più che potete, così vi mandiamo più recensioni, più video che possiamo. Grazie.